Ci risiamo, siamo di nuovo in diretta dal... Provo il mio. No, vabbè. Ci siamo, non ci siamo, boh. Continuiamo ad avere problemi e ci scusiamo. Non possiamo farci nulla. Ancora appunto alla mezza. Siamo 5 pari. Terzo set, 1-1. Ma comunque sta avendo problemi YouTube. Perché anche da casa si prova a mandare la diretta. Renato sta controllando le situazioni. Mateus Dallagnol attacca, ma è ovunque la ricezione della Lamezia. Mateus Dallagnol ancora rimanda la palla. Butera attacca. Oh, bravissimo la Canà, trova l'incrocio delle linee. 5-6. Cinque 6, 1-1 di set, terzo set. Bellucci al servizio per la Jolly. Palla flottante sempre su Sacco, regala il pallone alla Jolly, viene sfruttato da Samuele Aprile dopo la slash di Sacco. Era quasi Sì, sì. beh. Stava per sbagliare un rigore a porta vuota. Ancora Bellucci al servizio. Sacco, Ferraro e poi sì, la palla carambola sulla faccia di Butera dopo che tocca il muro. C'è un cambio fuori. Sì, e rientra lo Butera, che era rientrato appunto in questo set, era uscito nel finale del secondo. Mateus Dallagnol sull'Origgio, Esposito sceglie ancora Porfida. Chillemi non è pronto al lancio dopo che il muro tocca, accorcia le distanze della Mezza. 7-10. Chillemi, Limberger, Murato, c'è la copertura, poi la Canà. Che palla spinta, questa è una delle migliori, non la forza ma la spinge. No, il momento vincente è stato proprio quello del salto. È andato veramente in cielo, era andato con la mano sopra il muro avversario e l'ha spinto proprio a terra senza forzare. Avrebbe rischiato forse l'invasione, era molto lanciato. Difettosa la ricezione di Lamezia. Recupera Sacco e gli permette pure l'attacco. Poi Nardi si fa sentire. Nardi con i suoi centimetri si fa valere al primo tempo. Sì, comunque dobbiamo citare il recupero del